Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima e va in testa di un botto subito immediato, Numero 2, scattante, Ermanno Jet, Flambò del squalificato. Pino e Daniele Zanardi che la prende perfettamente. Arriva subito Matteo Zaccherini che si parcheggia dietro di lui, anticipando, se vedo bene, il numero 8 di Cleo Fecol che è in terza posizione. Arriva subito a destra anche Zingaro Gad che dopo poco, dopo 300 metri già si presenta. Abbiamo 15,9 per l'avvio come frazione e abbiamo Zingaro Gad che adesso veleggia a destra del secondo, che è appunto Ellington Treb. Quindi la corsa ovviamente già rallenta un attimo. Daniele Zanardi non ha interesse in questo momento ad accelerare. 31,8 i primi 400 metri. Elena Bruniera appunto rimane a fianco dei primi due che hanno preso un po' di vantaggio rispetto al numero 8 Cleo Fecole e poi a tutti gli altri che in questo momento inseguono. 31,8 abbiamo detto l'ultimo parziale e siamo nella retta delle scuderie dove Zingaro Gad incomincia a sollecitare, a solleticare un pochettino e testare quelle che sono le risposte del leader attuale che è Flambò del Pino con Daniele Zanardi e siamo a 15,3 per quella che è la retta del tribune parziale 200 metri, è un 37 dei 400. Zingaro Gad aumenta la pressione e su questa curva ancora si avvicina e si mette proprio a coprire quasi completamente. Zingaro Gad è molto bene attaccata alle guide, Daniele Zanardi si guarda a destra per controllare ovviamente anche le impostazioni e la volontà del cavallo che gli sta di fianco, che sembra assolutamente molto tonico. Quindi al passaggio davanti alle tribune abbiamo in prima posizione sempre ovviamente Flambò del Pino, Zingaro Gad lo copre completamente e Matteo Zaccherini che lo segue alla corda, mentre dietro invece ha preso la scia di Zingaro Gad Cleo Fecol, mentre in terza ruota ci prova sulla penultima curva Menichetti con Benur Risaia TRGF, ma la sua azione non sembra produttiva. Accelera allora Daniele Zanardi con Flambò del Pino e quando siamo ormai a 400 metri dall'arrivo Flambò del Pino messo duramente sotto pressione da Zingaro Gad e Ellington Treb che prova a scegliere la scia migliore per lanciare la sua retta. Sembra scegliere la scia di Zingaro Gad mentre sotto prova a inserirsi Fly dei Greppi. Il gruppo rimane molto sgranato ma sembra assolutamente in controllo Flambò del Pino, 14,9 la curva, Flambò del Pino è in controllo, Zingaro Gad cerca di salvare la seconda posizione da Ellington Treb e Matteo Zaccherini che ci prova fino all'ultimo e arriva vicinissimo ma probabilmente non riesce a coprire completamente Daniele Zanardi e Flambò del Pino. Abbiamo una media chilometrica di 1,17 per chiudere questo rotolo, questi 2000 metri che secondo appunto quello che è questa prima impressione vince Flambò del Pino con un'ottima chiusa dell'allievo di Matteo Zaccherini che arriva veramente a una testa, forse anche qualcosa meno rispetto a quello che ha vinto la corsa, mentre la terza posizione è per Fly dei Greppi che prende il quarto a Zingaro Gad, per la quinta posizione Flambò del Pino. Quindi ripetiamo, vince il numero 4 Flambò del Pino, castrone di 5 anni da Chapeau e Lady del Pino guidato da Daniele Zanardi per Lamberto Barbieri della scuderia riferibile al signor Daniele Zanardi.